Amici di Fandene, una buona serata dal Circolo Sportivo Atletico 2000, dove l'Edifus Città di Ciampino ospita il Mogliero, la seconda della classe, il miglior attacco del girone, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A della Lega Calcio 8. Tutto pronto per il calcio d'inizio, ospiti che toccheranno il primo pallone in maglia blu da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Da sinistra a destra girano in maglia rosa i padroni di casa dell'Edifus Città di Ciampino. Primo pallone giocato dagli ospiti, che lo perdono subito concedendo una rimessa laterale ai padroni di casa. C'è lo scambio, il cross, due maglie ospiti si scontrano, il pallone viene messo dentro, attenzione perché finisce sui piedi del numero 22, azione rocambolesca che stava per portare al gol i padroni di casa, pericolo sventato in rimessa laterale. Non è iniziata benissimo la partita del Mogliero. Ancora Edu Fissi in avanti, il sinistro, il numero 23, deviato in corner. Primo corner della partita, arrivato dopo poche battute di gioco. Pallone teso dentro l'area, c'è un tocco di un difensore in maglia blu, rimessa laterale ancora per i padroni di casa. Battuta corta, c'è lo scambio, non c'è l'intesa, rimessa laterale e possibilità di ripartire per gli ospiti. Coperto il pallone, solamente recuperato, messo dentro, manca il pallone, il numero 22 Spanu. Pallone sulla destra ora, il numero 5 che gioca ancora sulla destra, c'è il tocco, un po' di confusione, pallone recuperato ora dai padroni di casa che provano a uscire senza buttarla. Il numero 21 Liberatore riesce in qualche modo a cavarsela, contrasto, pallone che termina sui piedi del numero 2 che prova un dribbling, cerca la possibilità di liberare il sinistro, non la trova, si muove bene tra gli avversari, poi perde il pallone. Dall'altra parte del campo sbaglia il passaggio a scuola di casa, allora c'è la possibilità di andare in avanti per il Mogliero sul passaggio di Barraco, però ha capito tutto il difensore. Ancora Mogliero in avanti, perso il pallone, l'arbitro ha visto un fallo ai danni di Battista, calcio di punizione in favore del Mogliero. Sul punto di battuta Ciani, insieme a lui Farina. Sistema, arriva il fischio dell'arbitro, parte Ciani, uno schema, pallone sulla destra messo dentro, dove non la tocca nessuno. Ottimo lo schema della formazione ospite che va vicina al vantaggio. Ciani ha servito, ha premiato sulla sinistra il movimento di Barraco, Daniele Barraco, che ha messo dentro un pallone sul quale però non si è trovato pronto nessuno dei suoi compagni di squadra. Mogliero che dopo una prima fase che ha visto un po' in difficoltà sembra aver cominciato a ingranare. Ha recuperato ora il pallone, giocato sulla destra, centralmente ancora per Daniele Barraco che scarica, perso il pallone, c'è un fallo ancora su Ciani secondo il direttore di gara. A incaricarsi della battuta è Fiorini che gioca corto su Ciani, ancora fallo su di lui. Ciani gioca in verticale, buono il pallone che arriva sui piedi di Barraco che si libera e col destro colpisce la traversa, il pallone che termina sul fondo.
prima vera occasione da gol del match di Daniele Barraco, che è andato vicino al vantaggio, veramente vicinissimo. La difesa di casa si è fatta trovare impreparata sulla verticalizzazione di Ciani. Ancora non vedere in avanti, c'è la copertura. Di casa che provano a impostare, pallone ora sulla destra dove Ferro subisce un calcio di punizione. Arbitro da subito impegnato. Pallone centrale per il numero 16 Grossi, che però perde il pallone. Gianni allora può ripartire. Svirgola. Numero 24 Angeletti. Pallone dunque per gli ospiti che possono riproporsi in avanti. Gianni gioca dietro, poi il pallone viene messo davanti per il numero 2. L'arbitro aveva fischiato. Pallone su Ferro che prova ad allargare, fermato però. Battista non si intende con Farina. Molto pericolosi quando attaccano gli ospiti. Ricordiamo hanno il miglior attacco del girone. Il pallone dentro per il numero 22 che prova a liberare il destro, pallone che termina di poco alto. C'è anche una deviazione del portiere che salva il risultato. Il tiro è stato del numero 22 Spanu, che si è liberato bene ed ha effettuato veramente una grande parata. Simone Puzzu. Pallone messo dentro, ancora Spanu a cercare il colpo di testa. Pallone che rimane in campo, uno scontro. Subito chiariti i due ragazzi che si sono scontrati. Non ha fischiato nessun fallo l'arbitro, si è ripartiti dalla rimessa con le mani del portiere. Pallone sulla destra lanciato ora, c'è il controllo di Barraco che copre bene il pallone, non ha compagni vicino, allora si gira, fa tutto da solo, si gira bene, non riesce a servire sulla destra Farina. Bella giocata di Daniele Barraco, è andato vicino al gol poco fa. La risposta di Spanu è arrivata pochi minuti dopo. Pallone ancora per i padroni di casa. Grossi copre il pallone, poi in mezzo alle maglie avversarie lo perde. Battista lo copre proprio dall'attacco di Grossi. Va via bene Battista. Torna Grossi che gli tocca il pallone in rimessa laterale. Pallone per Ciani che serve Farina. Farina prova a tenerla in campo. Non ce la fa secondo l'arbitro. I padroni di casa possono ripartire. Sulla destra va via bene Ferro, che poi cerca Spanu. Spanu gioca sul numero 23. Tocco di una maglia blu che poi pallone che arriva in mezzo per Spanu che scarica, c'è un tiro! E ancora la risposta del portiere che mette in corner. C'è proprio il numero 23 Gallinelli. Angolo, pallone alto messo dentro, tocca Farina in corner. Anche l'Edufis Città di Ciampino in fase offensiva sa come rendersi pericolosa. Pallone giocato dietro per Grossi che col sinistro la rimette di prima dentro. Pronta l'uscita del portiere Simone Puzzu. Pallone poi allontanato, lo può controllare la difesa ospite. Battista ricomincia. Ciani, si gira Ciani che va a servire poi Farina, non riesce ad allungare questo pallone. Allora c'è Spanu che allarga il gioco sulla sinistra per il numero 23 che però perde il pallone. Si trattava di Gallinelli, ancora lui. Farina centralmente a cercare il movimento di Barraco che però non aveva intuito l'intenzione dell'avversario. Grossi allarga sulla destra per Ferro, pallone lungo. Le squadre stanno cercando di trovare giusti meccanismi. Il potenziale per far male dimostrano di averlo.
Parteggiani allarga sulla destra, pallone messo centralmente, sul quale arriva Battista. Battista cerca lo spazio per il destro, poi serve Barraco. Barraco si gira bene, Barraco ancora sul fondo. Ancora Daniele Barraco vicino al gol. Si è liberato ancora una volta bene. Voleva anche il calcio d'angolo, ma i padroni di casa sono già ripartiti e sono nella metà campo opposta. Perso malamente il pallone da Gallinelli. C'è Battista. Battista prova a giocare sulla destra, viene dentro Farina, che prova a liberare il destro, ribattuto però. Poi tira Manuel Barraco, ma il suo tiro non impensierisce la porta dei padroni di casa. Provano a ripartire, palla a terra, ragazzi in maglia rosa. Pallone sulla destra per Gallinelli che corre, mette questo cross, guadagna un buon calcio d'angolo. Già il quarto calcio d'angolo per la formazione di casa, che andrà a cercare i centimetri di Spanu in mezzo all'aria. Parte il cross, pallone lungo, c'è il tentativo di conclusione da parte di Angeletti. Termina in rimessa laterale, non ha trovato il tiro che avrebbe voluto, ma da apprezzare lo schema. Ora Manuel Barraco trova una giocata non proprio perfetta, pallone che termina sui piedi di Spanu che prova a liberarsi e dopo un po' di confusione arriva sul pallone Puzzu. Difesa ospite che comunque non si dimostra impenetrabile, almeno in questa prima parte del match. Pallone impostato ora dalla parte di Farina, che stoppa e calcia. Prova poi a fiondarsi sul pallone Barraco, ma copre bene la difesa di casa. Fallo ora ai danni di Spanu, che guadagna questo calcio di punizione. Sul punto di battuta c'è il numero 23 Gallinelli, solo un uomo in barriera per Puzzu. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Gallinelli, il tiro è teso, colpisce il suo compagno di squadra. Allora c'è la possibilità di ripartenza per la squadra ospite. Pallone sulla destra per Battista. Battista viene dentro al campo, sbaglia poi il tocco. Allora siamo già dall'altra parte con Ferro, che si libera bene di un avversario, poi cade ma non c'è fallo. Allora Battista prova a liberare il destro, deviato e messo in fallo laterale. Rimessa laterale in attacco per la squadra ospite, pallone dentro per Battista, cerca lo scambio con Farina, Farina va al cross, troppo arretrato per Barraco, che comunque fa un cenno di intesa al compagno di squadra. Ferro batte corto e riceve D'Angeletti. Ferro subisce un calcio di punizione, subisce un fallo, scusate. Allora Edufis che può spingersi in avanti, non c'è la possibilità di servire la punta. Pallone che viene allontanato. Urraci allontana. Attenzione al 26 che va via. Grossi, cercato Spanu, pallone che è arrivato comodamente tra le braccia di Puzzu. Fiorini gioca sulla destra per Manuel Barraco, tocca per Daniele Barraco, che serve in profondità a Battista. Battista tiene il pallone in campo e guadagna anche un buon calcio d'angolo. Si sono un attimo distratti i difensori di casa. Battista non ha smesso di crederci, è arrivato su questo pallone, ha guadagnato il corner per i suoi. Sul punto di battuta va Farina, si muove sul secondo palo Barraco, il pallone arriva da lui che col destro sfiora ancora una volta il palo della porta difesa da Urracci.
C'è un cambio nella squadra di casa. Giletti sbaglia il lancio. C'è comunque la possibilità di rimpostare. Vanno a cercare Spanu che però non controlla. E allora il pallone ancora in possesso della squadra ospite. Daniele Barraco, scusate. Ora Manuel Barraco perde il pallone, lo recupera poi. Va a cercare Panichelli, che viene anticipato fallosamente però dal numero 23 della squadra di casa. Sul punto di battuta Marco Fiorini. Fiorini gioca da Farina, che viene però anticipato alla rimessa laterale a sua disposizione il Moiero. Pallone ora per Ciani, che si gira bene e va da Barraco. In verticale per il numero 8 che subisce ancora un fallo. Si tratta di Panichelli. Pallone messo dentro, la spizzata di testa da parte di Panichelli. Pallone è alto di poco alle spalle di Urracci. Barraco ora. Ciani. Viene toccato il pallone, rimessa laterale. Mentre come potete vedere cala anche un po' di nebbia. Pallone ora per gli ospiti, per i padroni di casa. Ferro sulla sinistra, il pallone messo dentro. Pronto Puzzu, alle sue spalle era in agguato Spanu. Anticipo ora di Angeletti. Rimessa laterale per gli ospiti, pallone messo dentro per Panichelli. Farina prova a fondarsi su questo pallone e fa sua Urracci sicuro in presa. Spanu prova a giocare ma viene anticipato il suo compagno. Farina la perde. C'è allora Ferro che cerca e trova Spanu. Spanu ha la possibilità di mettere dentro e arriva il gol del vantaggio per la squadra di casa. Sulla palla messa dentro Spanu ha servito il suo compagno, che a porta vuota ha siglato il gol dell'1-0. Il vantaggio è stato siglato dal numero 23 Gallinelli. E dunque padroni di casa a sorpresa, possiamo dire, in vantaggio. Non erano partita che da subito era sembrata equilibrata, ma Edufis, Città di Ciampino, che era partito sicuramente non col favore dei pronostici, ora si trova in vantaggio, si troverà a dover gestire questa situazione di vantaggio. Battuto la punizione, pallone lungo allontanato sui piedi di Ciani, che ricomincia da Fiorini. Ancora Ciani, largo per Panichelli. Panichelli si muove bene, guadagna una rimessa laterale. Ciani lascia la battuta a Manuel Barraco, che prova a toccare per Daniele Barraco. Viene toccato però il suo pallone in fallo laterale. L'ultimo tocco, tra l'altro, è il suo. La rimessa laterale sarà dunque per i padroni di casa. Già battuta. Spanu la copre, si gira, allarga sulla destra dove c'è Ferro. Può puntare l'avversario. Preferisce provare a servire compagno in arrivo, non gli riesce il colpo di tacco e allora siamo già all'altra parte del campo con Panichelli, che prova a liberarsi, guadagna una rimessa laterale, gioca su Ciani. Ciani per Farina. Farina copre il pallone, cerca lo spazio per girarsi, lo trova, guadagna un buon calcio di punizione. Fallo subito da Farina, commesso da Liberatore.
sul punto di battuta proprio Farina insieme a Barraco. Sarà uno di due probabilmente a calciare. 4 in barriera per Wurracci. Si allontana ora Barraco, andrà a calciare Farina. Arriva il fischio. Parte Farina, la respinta della barriera. Sarà corner. Panichelli va a incaricarsi della battuta del corner. L'arbitro ferma il gioco. Ha qualcosa da dire a Farina. Punto di battuta Panichelli che prova a mettere il pallone dentro sul primo palo, non viene allontanato, pallone che rimane in mezzo all'area, ancora possibilità per Farina che serve Panichelli, prova a cercare lo spazio per il cross, non lo trova, non ottiene neanche il corner, sarà semplice rimessa dal laterale. Pallone lasciato a Nuccilli che mette dentro lungo per Barraco, ci prova col tacco, non ci arriva però. Difesa di casa che se la cava anche in questa occasione. Edofis che mantiene il vantaggio, arrivato, ricordiamolo, qualche minuto fa sul gol di Gallinelli. Pallone ora a cercare Ferro lungo per lui. Ospiti che possono ripartire, Ciani rischia e perde il pallone sull'attacco di Grossi, lo recupera per sua fortuna Nuccilli. Barraco, Ciani gioca su Farina, attaccato, messa laterale. Barraco batte per Daniele Barraco. Fiorini di testa, intercettato però da Grossi, pallone già dalle parti di Spanu che controlla con la testa e col sinistro trova un tiro che termina però sul fondo. Grande occasione per Spanu che è andato vicino al raddoppio della scuola, per la scuola di casa. Si è fatto trovare scoperta qui a difesa del Mogliero, che ora prova a far ripartire l'azione offensiva. Pallone dentro, buono, c'è l'uscita di Urracci puntuale. L'arbitro ha visto anche un fallo di Panichelli sul portiere. Ribattimenti di fronte che non mancano. Tutto a posto per Urracci che ha subito un pestone al piede. Può ripartire però il gioco. Gallinelli sbaglia il tocco, cioè Ciani gioca sulla destra per Panichelli. Pallone messo ancora in rimessa laterale. Barraco gioca su Daniele Barraco. Trova lo spazio per girarsi, poi da un colpo l'avversario si ferma. Alessio Vincenzi ha subito il colpo, probabilmente perde anche del sangue dal naso. Allora si può ripartire quando sono passati 24 minuti, in corso il 25esimo. Pallone che ora sulla destra, lo scambio tra Farina e Barraco, prova ad andare via Farina, fermato bene dal numero 15 padrone di casa che ora riparte. Pallone dentro per Spanu, Fiorini non ci arriva, Spanu ancora prova a girarsi, Fiorini se la cava in qualche modo, ma Spanu viene trovato con facilità dai suoi compagni. La difesa del Mogliero dovrà trovare una soluzione a questo problema. Pallone recuperato ora da Grossi, giocato su Gallinelli che prova il tiro che termina però altro sopra la traversa. In confusione la squadra ospite e l'arbitro decide che può finire qui il primo tempo.
1-0 per l'Edufis Città di Ciampino. Per l'arbitro può ricominciare il secondo tempo. Ricomincia con l'Edufis Città di Ciampino in vantaggio per 1-0. Vantaggio maturato nel primo tempo grazie al gol di Gallinelli. Padrone di casa ancora in avanti. Spanu controlla e libera il destro. Pronto Puzzu che para. Va subito in avanti Puzzu a cercare la testa di Panichelli. Recuperato per il pallone dalla scuola di casa. Ancora Spanu, scarica bene. Pallone poi messo dentro per Ferro che non arriva su questo pallone, che termina tra le braccia di Puzzu. E ancora Moiero che può attaccare alla ricerca del pareggio. Panichelli ovvia bene, cerca Battista. Battista si gira, scarica per Ciani. Ciani prova ad allargare, intercettato per il suo passaggio. Ancora pallone sui piedi di Ciani che ricomincia, gioca a sinistra. Pallone ora sui piedi di Battista che prova a liberarsi. Battista va largo per Manuel Barraco che mette dentro, prova l'anticipo. Panichelli commette gioco pericoloso secondo l'arbitro. Dunque non riesce neanche ad arrivare al tiro in questa occasione la squadra ospite. Padroni di casa si spingono ora in avanti. Spanu stavolta non controlla bene, poi prova a riprendersi il pallone, non lo fa in maniera regolare. Possono avere un calcio di punizione a loro favore ragazzi del Moiero. Pallone ora sulla destra per Farina. Cerca centralmente Barraco anticipato, pallone che torna sui suoi piedi. Scambia con Ciani che va da Battista. Battista Farina. Ciani provano a giocare in una fetta di campo. Pallone ora sulla destra per Battista che colpisce un avversario e guadagna questo calcio d'angolo sull'out di destra. Andrà a battere Farina. Mette dentro, pallone che viene toccato dal capitano dei ragazzi della squadra di casa Nuccilli, finisce sul fondo. Ora Gallinella scambia con Spanu, può andare sulla destra sulla sinistra Gallinella. Fiorini attento, mette in fallo laterale. Gallinelli scambia con Ferro, sbaglia poi il passaggio a cercare Spanu che si spegne. E ospiti che possono riprovarci. Panichelli gioca per Battista, scarica su Ciani. Ciani va a cercare ancora Panichelli, anticipato bene da Angeletti. Battista, si gira Battista, pallone sul destro, possibilità di calciare, prova il destro. Urracci risponde sulla respinta, c'è Farina che col tacco prova a rimetterla dentro, pallone che rimane lì, colpisce anche il palo esterno e poi termina fuori. L'ultimo tocco è stato del portiere della squadra di casa e calcio d'angolo per gli ospiti che si stanno prodigando per cercare il pareggio. Panichelli mette questo pallone dentro con i pugni. Urracci subisce anche un calcio di punizione. Fallo di Battista. Calcio di punizione per la squadra di casa che sta riuscendo a mantenere il vantaggio. Sono passati 3 minuti, quasi 4 dall'inizio della ripresa. Il risultato che rimane ancora sull'1-0. Fallo e giallo per Farina. Non è d'accordo con l'arbitro. Pallone dentro, toccato, poi allontanato da Ciani. Torna sui piedi di Liberatore che va a giocare centralmente. Ancora Liberatore ricomincia. Pallone allontanato ora a cercare Ferro che non riesce a toccare di testa. Barraco lascia sfilare, poi trova sulla sinistra Panichelli, il cui stop non è impeccabile. Può andare ora in avanti. Serve Ciani,
che trova Battista prova a girarsi, non ha la possibilità, preferisce andare da Barraco che cambia gioco dall'altra parte dove c'è Farina. Farina prova un grande stop, in un primo momento li riesce, poi evita quantomeno di concedere la rimessa dal fondo agli ospiti ed è rimessa laterale, battuta male tra l'altro perché c'è il controfallo e allora la rimessa diventa in attacco in favore del Moiero. Va a battere Nuccilli che mette il pallone lungo dentro a cercare Farina, marcato bene in questa occasione. Urracci guadagna qualche secondo prima di far ripartire la manovra dei suoi. Pallone sulla sinistra, lungo ora a cercare Spanu, anticipato però da Nuccilli che riesce a ripartire bene. Nuccilli a campo sulla sinistra, preferisce andare centralmente da Battista. Battista si gira, perde questo pallone. E ora la difesa del Moiero è anche leggermente scoperta. Ferro mette in movimento Spanu, pallone sul sinistro, non riesce a fare gioco di sponda per Gallinelli. Lascia sfilare il numero 24 Angeletti, pallone giocabile per Urracci, ancora sui piedi di Angeletti, gioca corto con Ferro, poi perde male questo pallone. Ciani allora può servire subito Panichelli prova a girarsi, dietro ancora per Ciani, ha la possibilità di liberare il destro, attaccato, subisce poi un fallo, calcio di punizione. Squadra ospite che vorrebbe il giallo per l'autore del fallo, l'arbitro pensa che calcio di punizione che si appresta a battere Panichelli. 4 in barriera per Urracci. L'arbitro si assicuri che sia tutto a posto all'interno dell'area. Qualcosa da dire al capitano degli ospiti Nuccilli. Quando è in corso l'8° minuto della ripresa. Va Panichelli col destro, pallone che non si abbassa a sufficienza. Controlla con tranquillità Urracci, che ora va a giocare lungo, a cercare il solito Spanu, anticipato bene questa volta. Panichelli mette giù, scambia con Ciani, che poi va da Battista. Battista mette in movimento sulla sinistra, Nuccilli che mette in mezzo, pallone toccato, stava per arrivare sui piedi di Farina, calcolata la difesa di casa. Pallone dentro ora per Ferro, è provvidenziale Fiorini che di testa prende bene il tempo e anticipa il numero 90 della squadra di casa, costretta a scoprirsi a causa del punteggio. L'arbitro qui ha dato la rimessa alla squadra ospite, mentre è stato abbastanza chiaro il tocco di Fiorini in precedenza. Siamo già dall'altra parte del campo dove Farina guadagna, no, non guadagna l'angolo perché il suo ultimo tocco è rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Allontana Urracci, Spano prova a controllare, la mette giù bene, attaccato da Ciani, tocca il pallone Ciani, sarà rimessa laterale in favore dell'Edifus Città di Ciampino. Spano di testa, prova a mettere in movimento Ferro, copre bene Nuccilli. Ferro mette il piede, per l'arbitro il pallone è uscito prima del tocco di Ferro, per cui rimessa dal fondo per il Moiero. Barraco in profondità, cercare Farina, pallone decisamente fuori misura. Urracci ha la possibilità di controllare. Sembrava più ordinata la manovra degli ospiti nel primo tempo.
Ora Spanu si gira, il pallone sul destro, prova a mettere dentro ancora per Gallinella, che non riesce nel controllo. E il pallone si spegne sul fondo. Gallinelli ancora imbeccato da Spanu come nell'occasione del gol, non è riuscito questa volta a liberarsi bene del portiere. Vicinissimi al raddoppio i padroni di casa. In questo momento della gara sembrano leggermente più in palla degli ospiti. Pallone recuperato ora, c'è Farina, la possibilità di andare, fermato bene da un puntuale liberatore. Rimessa ora sull'out di sinistra. Battista, pallone messo dentro, Panichelli prova a toccarlo, arriva dalle parti di Ciani che prova gioco di gambe, copre poi il pallone dall'attacco dell'avversario. Non ha spazi ed è costretto a ricominciare. Puzzu, lungo dove non c'è nessuno dei suoi compagni, pallone allora già tra i piedi di Spanu che scarica sul liberatore. Liberatore ricomincia da Vincenzi che va a largo a destra. Angeletti mette in movimento numero 22 Spanu che però non riesce a controllare. Allora rimessa laterale per la squadra ospite. Ciani gioca sulla destra, si fa vedere Farina. Farina prova ad andare via sul liberatore, poi mette questo pallone dentro. Vincenzi puntuale nell'anticipo. Già recuperato il pallone Panichelli che va a servire ora Barraco. Barraco per Battista. Battista si gira ancora per Panichelli. Panichelli, attenzione, viene dentro Panichelli, il destro tra le braccia del portiere e poi se la cava alla grande Urracci. 2 miracoli consecutivi di Urracci. Pallone battuto da Battista, ancora Urracci col pugno. Sulle ali dell'entusiasmo il portiere della squadra di casa che mantiene invariato il risultato con 2 grandissimi interventi. Barraco ora subisce fallo, si fa più intenso il pressing della squadra di casa. Ciani mette questo pallone dentro, l'ultimo a toccare è Battista, si ripartirà con una rimessa per Urracci. 13° minuto in corso in questa ripresa, un quarto di gara alla fine di questo match. Il gol di Gallinelli sta decidendo però la sfida. Ciani gioca per Battista, si gira bene Battista, prova ad andare via, va via bene sulla destra, torna su di lui il liberatore. Ancora Ciani con le mani, mette dentro per Farina, Farina prolunga, arriva a Barraco che col sinistro colpisce un avversario e guadagna un calcio d'angolo. Solo un uomo è Fiorini a difendere. Pallone messo dentro, allontanato ora. L'arbitro ha visto anche un fallo. No, è stato chiamato un time out. Riparte il gioco. Pallone lungo a cercare Spanu, Fiorini prolunga. Lungo per Gallinelli. C'è Puzzu che gioca sulla destra per Ciani. Cerca Battista in profondità. Battista ancora per Ciani, messo giù, non c'è fallo. Allora può ripartire Gallinelli. Cerca Spanu, Fiorini da terra riesce a mettere in fallo laterale. Padroni di casa che si trovano ora a difendere quest'ultima parte di gara. Il vantaggio arrivato nel primo tempo grazie al gol di Gallinelli. Spanu qui sbaglia il passaggio, Panichelli recupera il pallone, gioca su Farina. Farina prova a mettere in movimento Battista. Battista controlla, serve Panichelli da dietro. Panichelli prova a liberare il destro, non c'è spazio. Ottima qui la difesa dell'Edufis che riparte ora. Pallone per Gallinelli che serve in profondità Spanu. Spanu ha la possibilità di girarsi, si gira Spanu, c'è Puzzu in uscita che para. Ancora pallone nella metà campo del squadra di
squadra ospite, che riparte ora. Barraco mette in movimento Farina che prova col destro al volo, sarebbe stato un fantastico gol. Non ha trovato la girata vincente Farina. A 10 dalla fine. Urracci sulla sinistra per Gallinelli, il controllo col petto di Gallinelli che poi alza questo pallone sul quale non può arrivare Spanu. Allora provano a ripartire i giocatori in maglia blu che fanno un po' di confusione in mezzo al campo, perdono questo pallone, poi c'è un fallo di Grossi che salva il Moiero da un contropiede che sarebbe potuto rivelare pericoloso. Pallone già giocato per Ciani che prova a liberare il destro. Pallone che sfila sulla sinistra della porta difesa da Urracci. Urracci con le mani non rischia la giocata corta e va a lungo. Ciani di testa. Spinta ai danni di Barraco. Il calcio di punizione per il Moiero. Ciani gioca sulla destra, sulla sinistra, dove c'è Nuccilli. Nuccilli cerca uno spazio che però non c'è. Ci prova ora Barraco. Va in verticale a cercare Battista. Puntuale la chiusura. Ciani. Va via bene. Per l'arbitro non c'è ancora fallo. Allora Grossi prova a mettere in movimento Spanu. Pallone salvato e poi l'intervento durissimo di Fiorini. L'arbitro non ha fischiato in 2 occasioni. Fiorini probabilmente anche a causa di ciò è intervenuto in modo abbastanza duro. Il giallo però è per Farina, autore secondo l'arbitro di una protesta eccessiva. Calcio di punizione per l'Edufis Città di Ciampino. Sul punto di battuta c'è Spanu. Parte Spanu! E la grande risposta di Puzzu che mette in corner. Corner per i padroni di casa. Pallone messo dentro Bastos. Ancora Spanu che stavolta non riesce a toccarla però. Ancora calcio d'angolo. Stava cercando il 2-0 i padroni di casa. Gallinelli mette dentro, pallone allontanato. Prova a ripartire Battista. Sulla verticale c'è il movimento di Farina che viene servito. Farina può andare. Farina mette questo pallone dentro. In ritardo Barraco. Pallone sul quale non può arrivare il numero 10. E dunque rimessa laterale ancora per l'Edufis che rimane in vantaggio di un gol. Dopo essere andato vicino anche al raddoppio. C'è un tempo in cui si può dire che i padroni di casa stanno legittimando il vantaggio acquisito nel primo. Ci sono ancora però 7 minuti più il recupero da giocare. E il Moiero è il miglior attacco del girone. Punizione per i ragazzi in maglia blu, pronto a battere Panichelli. Parte Panichelli, pallone dentro, allontanato. Non è indimenticabile questo calcio di punizione. L'arbitro ferma ancora una volta il gioco, il giallo questa volta è per un giocatore della squadra di casa. Stai sulla tua, stai. Gabri è contro, Gabri. Stai tu sulla fascia. Ciani a cercare Farina. Pallone per Battista che mette dentro in uscita con i pugni il portiere, poi ancora Farina. Pallone alto sopra la traversa. Vicini ancora al pareggio gli ospiti. Bravo in uscita Urracci che ha respinto però centralmente. Farina ci ha provato al volo.
Pallone alto sopra la traversa. Spanu, non riesce la sponda. Gianni va da Battista. Battista sulla destra per Farina, pallone troppo lungo per lui. C'è comunque un tocco degli avversari? No, non c'è. Farina è andato a prendere il pallone per velocizzare la ripresa della manovra della squadra di casa. Rimessa con le mani, battuta su Gallinelli che prolunga col tacco. C'è Spanu che prova ad andare via, fermato però da Fiorini. Pallone ora per Farina che si gira e col destro ci prova, ma risponde ancora Urracci che sta disputando una grande partita. Pallone giocato ora su Battista. Battista mette per Panichelli che prova con questo cross, pallone respinto. C'è Grossi che può allontanare, non la spazza ma riesce a trovare addirittura Spanu che si gira bene, messo giù in modo regolare secondo l'arbitro. Pallone lungo a cercare Farina, ancora Urracci e lui al momento il man of the match. Lungo a cercare Spanu, fa sportellate con Fiorini, non controlla però il pallone. Battista ora, Panichelli sulla sinistra, va ad andare via, va via bene Panichelli che poi mette dentro questo pallone col sinistro. Non c'è però nessuna maglia blu pronta a concludere in porta. Non ha sicuramente fretta Liberatore a battere questa rimessa laterale, scambia con Gallinelli. Ancora Liberatore, Gallinelli. Pallone recuperato dagli ospiti. Ciani, prova a coprirlo Ciani. Lo perde però sull'attacco di tre avversari. Gallinelli può andare allora, serve Spanu, Spanu tu per tu col portiere! E arriva il 2-0 di Spanu! Che con che in contropiede fulmina Puzzu e a 4 secondi dalla fine mette una seria ipoteca su questo match. Sì. Allora c'è cominciato il match con Moiero ora sotto di 2 gol e veramente in difficoltà. Pallone per Battista, l'ha perso però, prova ad andare da solo Angeletti, ricomincia ora, servito Gallinelli che ha ripagato Spanu dell'assist fornito in precedenza. Gallinelli cerca Spanu, controlla però con le mani. Calcio di punizione per gli ospiti. Lungo Ciani, c'è Farina che controlla, tocca per Battista. Calcio di punizione con Battista che avrebbe avuto forse anche la possibilità di calciare. Farina batte veloce. È da ripetere però. Pallone che andrà a battere Barraco quando siamo a poco più di un minuto dalla fine del tempo regolamentare. Va Barraco col destro, la Soterra respinge ancora con i piedi Urracci. Fiorini poi stava per perdere un pallone che sarebbe costato probabilmente il 3-0 agli ospiti. Perso ora definitivamente il pallone dalla squadra ospite, non c'è però precisione nel lancio con cui sono andati in avanti i padroni di casa. Subisce ora un fallo Gallinelli. Sulla destra, spazio anche per Semir Yaku. Pallone ora per Battista. Battista allarga sulla destra per Farina. Farina prova a liberare il destro. Ha cercato probabilmente una deviazione centralmente, che non c'è stata.
lungo Urracci con le mani, Fiorini di testa, Nuccilli, gioca per Battista, Battista si gira bene, la possibilità di servire Panichelli, Panichelli si allunga questo pallone, riesce a tenerlo in campo, mette un cross in mezzo lungo per Battista, c'è Nuccilli che però che mantiene vivo il pallone, Barraco torna sul sinistro, si accentra Barraco, non se la sente di calciare sul sinistro, va sul destro, prova la conclusione col destro, respinta però, per Gallinelli c'è spazio, può andare Gallinelli in campo aperto, Gallinelli, serve, forse in ritardo Spanu, puntuale la chiusura di Fiorini, allora Barraco, Nuccilli ora, gioca su Farina, che allarga dall'altra parte per Panichelli, Panichelli va via bene, subisce anche un fallo, l'arbitro non ritiene il caso di concedere la norma del vantaggio. Calcio di punizione. Giallo anche per il numero 15 Vincenzi. Sul punto di battuta Battista, arriva il fischio, parte Battista, pallone respinto, Ciani prova a mantenerlo vivo, non commette fallo, lo tiene in campo, mette dentro, chiude però Vincenzi, Iaco allontana, colpisce Barraco, Fiorini allarga poi per Panichelli, Panichelli prova l'1 contro 1, serve poi Battista, tutta dietro eccetto Grossi, la squadra avversaria, recuperato il pallone e l'arbitro dice che può bastare. L'Edufis Città di Ciampino conquista la sua seconda vittoria stagionale e sale a quota 8 battendo la seconda in classifica, 3 punti preziosissimi dopo una bellissima partita da parte dei padroni di casa che mantengono la rete inviolata grazie anche a un superbo Urracci.